Rieccoci, primo Inter Pares, appuntamento del mercoledì, gruppo TV7, vi ricordo che siamo in diretta sulla pagina Facebook, è puntata eccezionale in questa trasmissione perché parliamo di sport e non ovviamente di altre cose. Francesco, hai novità, qualcosa da dirci? Le novità sono che ovviamente siamo nella ripresa delle partite degli europei che si giocano stasera. Portogallo-Francia per il momento sul 2-2, la Francia aveva ribaltato il risultato, è stata ripresa dal Portogallo, la Germania continua a perdere 1-0 con l'Ungheria. Va bene, allora abbiamo analizzato questo campionato, delle motivazioni le abbiamo capite, un po' di responsabilità sono stati fatti, che è vero che ha fatto tanti punti, però è anche vero, Andrea, che il Padova aveva una rosa competitiva in tutti i suoi uomini e in questa rosa avevi 10 attaccanti che hanno deluso tutti, perché parliamoci chiari, sotto profilo numerico hanno deluso, tranne un po' Nicastro che all'inizio non era nemmeno titolare perché non lo considerava il vero titolare, doveva essere per noi Paponi, poi ha fatto quello che ha avuto, ne sono arrivati 10, non pochi, e 10 attaccanti ti aspetti qualcosina in più, che quel qualcosina in più, oltre al gran lavoro e numero che hanno fatto i centrocampisti, avrebbero permesso al Padova di ammazzare il campionato come l'ha fatto la Ternana. Secondo te sono mancati proprio tutti gli attaccanti e perché? Cioè sono mancati sicuramente, per quale motivo? Ma l'ho detto all'inizio, credo che soprattutto sulla punta centrale non siamo stati fortunati. Ecco, qui secondo me siamo stati poco fortunati, perché il nostro titolare, tra virgolette, che poi se la doveva giocare, era Daniele Paponi. Paponi si è fatto male la prima partita di andata ed è stato fuori 5 mesi, quindi poi è recuperato, poi si è fatto male di nuovo, quindi Daniele è un caso qua. Dopo Jefferson è andato via e anche lui nella prima parte ha avuto 2 o 3 infortuni, ha giocato poco e abbiamo avuto Francesco. Francesco ha fatto 3 mesi fantastici, ha fatto 9 gol, 8 gol di fila, quindi per noi è stato fondamentale. Però oggettivamente lì poi dopo è arrivato Tommaso che comunque veniva dal Covid e comunque prima di rientrare e comunque non è una punta centrale, l'ha fatta e si è sacrificato e ha fatto anche qualche buona gara. E dopo con l'avvento di Chiricò sugli esterni siamo diventati però, eravamo più pericolosi coi centrocampisti. Quando è arrivato lui chiaramente qualcosa ci ha dato dal punto di vista della realizzazione, come punta esterna è fantastico, no? Quello che ho detto prima, siamo stati poco fortunati, io parlerei proprio di fortuna degli attaccanti centrali, perché abbiamo avuto tanti problemi. Io ti faccio una domanda tecnica, prendila non una critica, proprio su Chiricò. No. Allora ovviamente Chiricò arriva, a detta di tutti è l'uomo in più, ed è vero, del Padova, perché è estroso, ha fantasia, però è un uomo che fa gol con determinati tipi di squadra, cioè quando si alza l'asticella che lo conoscono, tipo Avellino, tipo ad Alessandria. Sì, vero. Terzino non gli fa toccare pallone. La domanda mia è, e lui era anche un po' egoista proprio nelle qualità che vedeva quando un avversario lo bloccava, poteva più di qualche volta dare il pallone al proprio compagno. Secondo te è un giocatore che può dar di più, può far di più, anche se per tutti è stato un giocatore ovviamente che ha dato... È un giocatore che ha delle qualità, è fatta alla sua maniera, però anche Avellino ha avuto un'occasione subito, poi non ha tirato davanti al portiere 2 o 3 volte. Cioè Chiricò è un giocatore pericoloso. Quello che dicevo un po' all'inizio, è un giocatore però che vive un po' del suo egoismo, anche soprattutto nel bene, perché comunque determina, risolve delle situazioni. Ti condiziona un po' nel gioco, perché comunque noi con Germano che veniva a sovrapporre, tante volte non veniva calcolato, però lui ha un modo di giocare così. Io vorrei fare una piccola premessa, Chiricò, così tanti gol, non li ha mai fatti da nessuna parte, in così poco tempo, quindi in 4 mesi Chiricò ha fatto tutti questi gol in questa squadra, perché a questa squadra faceva un certo tipo di gioco, un certo tipo di situazioni e lui le ha esaltate, ma grazie, come lui giustamente ha detto, grazie alla squadra. Lui così tanti gol non li ha mai fatti. No, ma piacerebbe un po' meno, qualcuno in meno, ma nella partita più importante. Nella partita importante forse qualcosa, però ripeto, ogni gara ha una storia a sé. Avellino secondo me ha fatto una buonissima gara, molto dura, poteva fare gol, ad Alessandria forse meno, però per quelle 4-5 situazioni importanti e per quella palla lì poteva fare gol. Insomma è un giocatore, io credo che non l'ho mai tolto. L'ho tolto a Renate che aveva già fatto 3 gol per preservarlo. Non l'ho mai tolto in quasi tutte le partite, l'ho tolto nella partita perché non ce ne aveva più. Ecco, nella regola Siso, perché non hai tolto qualche volta Rossettini al termine che era un po' stanco?
Ma perché Luca, secondo me, anche stanco, dava quel che di sicurezza, proprio di esperienza che secondo me noi ci mancava. Luca è arrivato, secondo me, fosse arrivato prima avrebbe fatto la differenza come un attaccante, perché secondo me questa squadra qui era forte molto individualmente, 1 contro 1, ma gli mancava un po' di gestione del reparto difensivo. Lui ci ha dato tranquillità, ci ha dato sicurezza, ci ha dato l'esperienza che secondo me ci mancava e una qualità tecnica che anche quella, insomma... Senti Andrea, il tuo modulo è sempre stato il 4-3-3, l'hai cambiato pochissimo, una Perugia dove abbiamo preso quella partita dove abbiamo preso una batosta, l'hai cambiato poi verso la fine nei playoff. È un modulo che rifaresti comunque a giochi fatti oppure cambieresti qualcosa con la rosa che hai a disposizione? Ma, guarda, E concludo la domanda nel dire ho questa rosa a disposizione, non voglio fare il tecnico però te la faccio, e gioco con il trequartista perché come hai detto te Ronaldo dietro le punte può dare qualcosa in più, ecco, cambieresti il modo di giocare oppure sei stato fisso, anche hai provato, l'hai fatto giocare anche esterno sinistro col 4-3-3 sempre Ronaldo, poi l'ha provato un po' a Roma, poi con i 5 in mezzo, insomma hai cambiato, ma con proprio il trequartista non lo vedevi Ronaldo fisso trequartista in questa squadra? Ma trequartista io credo che ci sia, il gioco mi piace il movimento, quindi secondo me Ronaldo fisso lì così, però l'abbiamo fatta da Avellino, non l'abbiamo mai fatto tutta la stagione, siamo in una partita determinante per noi. Bellissimo. E abbiamo fatto benissimo. Le migliori. Abbiamo giocato tante volte all'inizio dell'anno, non con le punte esterne, ma tipo un po' albero di Natale con Ronaldo dietro, prima c'era Buglio e giocavamo un po' più stretti con le 2 mezze ali che andavano sugli esterni, quindi tipo albero di Natale. Io credo al di là dei moduli sia importanti i giocatori bravi e noi ne avevamo tanti. Poi credo che conti è l'allenatore che deve mettere nelle condizioni di rendere. Io credo che Ronaldo, abbiamo parlato prima, e tanti giocatori possono avere anche altre caratteristiche, ad esempio Mino è un giocatore fantastico, ma è sempre un giocatore che ti dà poco nei rientri, nelle situazioni, quindi devi cercargli di creargli delle situazioni favorevoli a lui. Ascolta, adesso parliamo del futuro. Tu sei venuto a Padova, io con te ho sempre avuto un bel rapporto, anche se ha ragione il tifoso che delle volte vai in escandescenza e quindi bisognerebbe calmarti un po'. E mi avevi detto Giorgio vengo a Padova e cerco di rifare quello che non ho fatto anni fa. Non ti è successo, adesso cosa vorresti succedesse a Padova? Non so. Ti ho detto, avevo un debito di riconoscenza perché andai via nel 2006, andai in Serie A e avevo sbagliato, dovevo ancora stare qua a fermare. Sono ritornato dopo tanti anni, mi ha chiamato il direttore, vieni, è stata veramente un qualcosa dal cuore, ci tenevo e forse anche questa uscita che non sono andato perché ho sofferto tanto, ci tenevo veramente tanto a vincere e arrivare in fondo. Non lo so, ormai nel calcio mi sono abituato, mi aspetto. No, ma Giorgio, Elisabetta mi chiama che c'è una tifosa lì vicino. Ho detto prima che per dare continuità bisogna dare continuità, però adesso ne parliamo, vengo. Vado da Elisabetta, vai Elisabetta. E voglio chiedere anche a lei un commento di questo campionato, di questa delusione, come si è ripresa? Guardi la telecamera però. Allora intanto buonasera a tutti, io sono tra quei pochi tifosi che sono andati ad Alessandria, quindi per noi la delusione è stata ancora più cocente perché l'abbiamo vissuta proprio dal vero, ma credo che la partita, il campionato non l'abbiamo perso in quella partita, ma durante il campionato, specialmente nelle ultime partite, quando avevamo tanti punti di vantaggio e ce li siamo giocati, quindi ci abbiamo sperato. In fondo questo Padova era arrivato primo, è stato primo dalla prima all'ultima partita, siamo arrivati a 79 punti, ai playoff siamo arrivati in finale, ce la meritavamo proprio questa. Quindi è stata una delusione veramente molto sentita e se stasera siamo qui è per darci la forza di continuare a tifare per questo Padova anche per l'anno prossimo, sperando che le cose vadano meglio. Ha una domanda per mister Mandorlini che la sta ascoltando. Mister Mandorlini, buonasera. Sera. Che domande possiamo? Dovrei fargliene tante di domande. Una in particolare. Una in particolare, perché ha tolto Chiricò nell'ultima partita? Va bene, grazie. Adesso le risponderà e la sentirà il televisore. Grazie Elisabetta, va bene, veniamo dopo. La risposta l'hai già data perché era stanco, giusto? La ricordiamo ovviamente per i tifosi. Allora, nel futuro... volevo chiedere, scusa, posso chiedere scusa Mario, non ricordavo, hai ragione. No, posso chiedergli,
Allenare in Serie A, B o C è la stessa cosa? In che senso? Cambiano i giocatori, le categorie li fanno i giocatori. No, vabbè, ok, cambiano i giocatori, ma per l'allenatore è io... lo stesso? Cioè lei si sente ugualmente sì. idoneo in Serie A, Serie B o Serie C? Idoneo lo devono dire gli altri. No, siccome ha detto che per 10 anni non ha allenato in 10 Serie anni C. fa io ero a Cluj, avevamo vinto la Coppa, il campionato e la Supercoppa. E poi mi mandano via perché insomma eravamo in testa, dovevamo fare la Champions League, mi mando via prima dell'esordio e mi trovo così a casa e mi dico a Verona, ma dove? In C. E lì sono ritornato in C dopo 10 anni, e 10 anni insomma sono tornato qua, ecco. Quindi a Verona è stata in una certa maniera, e poi cresci, ti porti un gruppo, è arrivato il direttore, e l'ho detto prima, abbiamo vinto la B, abbiamo perso il primo anno i playoff, il Pescara aveva Immobile, Insigne, per fare un po' di storia, no? Cioè, squadre forti, e noi abbiamo perso i playoff. Il secondo anno abbiamo dato la società ha dato continuità, abbiamo vinto col direttore e abbiamo fatto 100 punti, 100 in 2 anni. Poi lui è andato via, io sono andato via l'anno dopo, ci siamo ritrovati e ci siamo rimessi in gioco, perché dopo che fai 10 anni la B e la A ti rimetti in gioco in C, in un campionato in cui ti devi veramente sporcare. Ti devi sporcare, appunto, e noi ci siamo sporcati. Era questa la mia domanda. Però non cambia, sì. L'allenatore, io ho un difetto, e me lo dice mio figlio, tu vuoi sempre allenare, perché io ho questa passione, sono nato mi piace il campo, io lì mi piace, e quindi mi interessa poco la categoria, tra virgolette, poi mi interessa perché meritavamo di andare su e io credo che ci siano questa società, ha la forza per portarti dove credo che merita il Padova, però è andata così, non lo so quello che sarà il prossimo anno. Ho la pubblicità, poi parliamo del futuro del Padova tra poco.